Buongiorno, sono Riccardo De Gobbi, direttore della sezione Agroambiente e vi parlerò della misura 2 consulenza del programma di sviluppo rurale. La consulenza si rivolge agli agricoltori, ai selvicoltori, alle piccole e medie imprese delle zone rurali ed ha lo scopo di permettere alle aziende di avvalersi di figure professionali specialistiche in grado di elaborare progettualità mirate. La consulenza verrà prioritariamente finalizzata all'innovazione, alla competitività, all'integrazione di filiera, al rispetto dell'ambiente, della biodiversità, alla protezione delle acque, alla riduzione delle emissioni, alla sicurezza del lavoro. Nel concreto, il servizio di consulenza, dopo un esame accurato della situazione aziendale, deve concludersi nella predisposizione di un elaborato che descriva gli interventi da adottarsi per correggere le carenze riscontrate a livello aziendale o promuoverne l'ammodernamento. A titolo esemplificativo, tra gli output della consulenza potranno rientrare il documento di valutazione dei rischi, il business plan, il documento per l'individuazione delle carenze aziendali in materia di condizionalità o di sostenibilità delle colture e degli allevamenti. Potranno altresì essere finanziati anche i servizi di consulenza legati alla realizzazione di progetti integrati di filiera, i servizi di consulenza legati al primo insediamento dei giovani agricoltori, nonché i servizi di consulenza collegati a progetti di cooperazione, quali ad esempio i programmi integrati agroambientali. I servizi di consulenza saranno forniti da organismi di consulenza, pubblici e privati, individuati dall'amministrazione regionale mediante apposite gare d'appalto che premieranno l'economicità dell'offerta, la qualità e l'esperienza dei consulenti, il materiale informativo fornito alle aziende, le eventuali migliorie proposte al servizio. La stessa azienda potrà usufruire di distinte consulenze in relazione alle proprie necessità specifiche. Esempio, consulenza aziendale sulla condizionalità e consulenza nella stessa azienda sulla sicurezza sul lavoro. In ogni caso, il limite finanziario di ciascuna consulenza è di 1.500 euro di contributo pubblico, a fronte della partecipazione alla spesa da parte dell'impresa pari al 20% del costo del servizio. Al fine di poter disporre di consulenti adeguatamente formati ed aggiornati, la misura 2 prevede altresì la realizzazione di appositi corsi di formazione dei consulenti a totale finanziamento pubblico. Questi corsi verranno realizzati dall'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, oggi denominata Veneto Agricoltura. Per maggiori informazioni sulla misura si rinvia ai bandi che verranno pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto, al sito istituzionale della Regione del Veneto, nonché al portale piave.veneto.it.